Oh, Italia, la vedi sta roba? Su Amazon ti diranno è uguale allo Svitol, costa la metà, eccetera, eccetera. In realtà costa la metà sì, però non serve a niente, non è affatto uguale allo Svitol, te lo sconsiglio. Io ho già richiesto il reso e me l'hanno lasciato comunque, quindi mi hanno restituito i soldi senza riprenderselo. Ormai lo finisco, però fidati, no, è acqua sporca, cioè non lubrifica quasi niente, non vale la pena. Ossia, è inutile pagare una cosa la metà quando ti dà 7 volte meno, hai capito? È una proporzione matematica. Sta casa col tetto smaciulato, che cosa i miei interessi? Vabbè, anyway, ora ragazzo con Marco ti portiamo a visitare il centro di Valdobbiadene, però prima avevo visto da qualche parte, non mi ricordo dove, una chiesetta molto interessante e quindi per il discorso della percezione estetica basata sulla simmetria delle forme, noi riscontriamo in queste chiese della bellezza, punto. È oggettivamente deciso da Singano. No, come non detto, la chiesetta è quella che avevamo visto prima, che sembra tipo a 100 metri di altezza, cioè niente di che, però ha una ripidità, la strada per arrivare lì che è una roba incredibile. Quindi evitiamo. Come Battisti evitava le buche più dure, Singano e Marco evitano le salite più dure, punto e virgola, a capo. E va che bei i condomini tipici una volta, qui balconi in legno, ma che figata! Era l'autobus che stava pinciando sotto Marco, che figata! Ah no, era lì la chiesa, quello è il centro. Marco! Vabbè, dettagli che non vanno in freni, cioè, non te vorrà avere sempre tutto, Marco. Cioè, bisogna anche sapersi accontentare in tua vita a volte. Guarda, mi entra ancora acqua dal climatizzatore. Ci siamo? Funziona? L'hai messo? Sì, beh. Avanti, Tutti e due i freni, che lusso, cazzo! Guarda, Italia, i negozi tipici, guarda, qui ceramiche, pignate in rame, guarda. No, comunque mi sono sbagliato per la terza volta, la chiesetta che abbiamo visto, Marco dritti, è quella dritta là, quella del centro. Oh, fortuna bisognava andare piano, porca miseria! Dio, so ancora da minestrone. Villa Carli. Beh, almeno la villa Marco, dai, quella possiamo guardarla. Perché ero andato di là, vedi, seguendo le indicazioni Monte Ceson e non è stata una buona idea, direi decisamente no. Guarda qua, strada del Prosecco, Follina, bella abbazia di Follina, bellissima, l'hai mai vista? Sì, ma c'è una trattoria famosissima davanti che è fantastica, devi andare dentro. Quanto è Follina qua, però? Non lo so. Oppure che è tanto lontano, La Follina, andate alla villa di Follina, che è la Villa Cedri. C'è un ristorante che in diretto Veneto, non so, Timbriago, cosa del genere. Ha detto, vallo a vedere, solo visitare, ha detto. Però adesso vediamo dove tanto è. Guarda che Marco si è fermato a mandare indication. Follina sono 14 km. Anche no, cioè anche no oggi intendo. Ma l'amplifon con te problemi a sentire i voi umili del canale. Guarda qua un altro centro acustico, orco canco, siete tutti sordi in questo paese, guarda che roba. Quindi quando metti un tu mi dice tipo non si sente il volume del canale, io gli dico ma dove ti sei, da Valdobbiadene? No, non mi ha dato via, porca miseria. Frena, è anche aperto, frena. Qua c'è una villa che in teoria è aperto e qua c'è scritto orari, cos'è sta roba? È una cantina, vedi Italia, qua in Veneto il carico e scarico, fermo col prosecco. Bello, ma che ufficetto, c'ho detto spumanti, che vuol dire chiodino, il c'ho detto. Guarda che bello, guarda che lussi, guarda che robe a skate che abbiamo qua, Italia, Dì che Marco non si scarsano gli altri, tutte robe a skate. E guarda la villetta qua, anche la villetta da skate, tutta da skate, adesso ne vedo la villetta. Come? È obbligatoria la mascherina per stare all'aperto? Guarda che forte è l'albero qua dietro, guarda che bello. E soprattutto, guarda un'altra roba curiosa, questi sono tipo gli antisfondamento, no? I rinforzi antisfondamento dei cancelli, non lo so, non gli trovo utilità, no? No. Secondo me sì. No, è per cercare di togliere la bellezza della villa con cose in cemento e fanno in ferro e così Sì, ma è appunto è un rinforzo antisfondamento? No, è un rinforzo per tenere sul cancello, non antisfondamento. Ah sì? E se no andrebbe giù il cancello, come fai a fissarlo se non c'è un... Ma mi fa più i cancelli di una volta Italia, non sta neanche più su in piedi da soli. Che forte. Ma Italia, mondo alcolizzato, mi sa che questa è tipo una cantina, occhio che sono tutte le foto di graspide, uva, adesso andiamo a vedere. Buondì, 1890. Ma che roba immensa sta roba, sto mega parco cos'è? Marco, ma cos'è sta roba? Un museo della bibita, Polessa, museo della vendemmia, guarda che roba. Guarda, la signora una volta che ha rastrea a partera, il sioreto che tira zo basse e rame dei vide, qua tutti i nonni che ne vende Marco il caro taccai bo. No, che poi aspetta, come si dice? Perché singolare il bue, il bo, e plurale, cioè i buoi in italiano, ma il bo.
in Veneto al plurale, come si dice? Ah, che sei un mistero? Eh sì, è coltello una volta che andava a vendemare, guarda che roba, aveva un nome, no il falzin, perché il falzin è un po' più grande, ma guarda che roba! Ah, a britola! Non ha, guarda che razza di britola gigante che ha qua! Sì, no, so, mi manca il dente, non sì, lo so, no, non mi ha fatto male, cioè sì, un fea sì, però dopo c'ho tanta chipirina. Sì, o magnano, non magna, sì. Vedi che bello, a me piacerebbe, no, anche sotto, raccontare tutte le cose che leggo, ma dopo, tanti tu, che sei giovani, si annoiano, e allora facciamo una roba, guarda, io ti inquadro la cosa così, tu metti pausa e te la leggi. Cosa sono? Pioppini? Cosa sono? Chiodini. Sì, magnettini, matti che non sani. Ecco, no, a proposito del panorama, guarda che figata. È simpatico sto parchetto e hanno fatto bene a metterlo pubblico, come quando Singano ti dice, no, che concede alla plebe l'ingresso nei suoi giardini. E Marco, con la fortuna che abbiamo noi, come minimo è allucinogeno quello. Wow, stavo dicendo, fanno anche eventi, robe del genere, in realtà no, in realtà lo usano per appoggiare i cartelli stradali, però guarda che bello gli edifici antichi. Peccato però, e questo Italia lo dico sempre, per quei 4 pirle che fanno quegli scarabocchi e per tutti quei cartelli, pericolo qua, pericolo là, ma insomma pericolo, te pare che uno va in mezzo a infrattasse dentro queste robe, se c'è pericolo, se cassi su, insomma, non sta a metà cartelli, pericolo qua, pericolo là, o no? Oh, guarda che strani sti pini, guarda, che hanno la corteccia altissima e poi il pirulino tutto sopra, ma che roba. E guarda che bell'acero, il simbolo del Canada, no? Quello rosso. Aspetta Italia, perché adesso Marco è un po' preoccupato perché non trova più le chiavi della bici. Se hai trovato le chiavi della bici di Marco, scrivi un commento qui sotto. Campagna per l'aiuto al ritrovamento delle chiavi di Marco. E che bello anche quel fuffetto là, quello è un Akita Inu. Pensa che gli Akita Inu rientrano anche loro nella lista dei cani pericolosi, quindi per quanto peloso e pacciocoso è comunque un CP anche lui. Ringraziando e salutando per la grande cortesia che ci hanno permesso, concesso di visitare questo parco. Ricordiamo a tutta Italia che siamo al parco di Villa dei Cedri, Show Belly. Rendiamo partecipe anche l'Italia. È il discorso che faccio sempre quando andiamo in Sud Italia, no? Non è che sia proprio contrario, no, a sti schifo di condomini eccetera, ma separali dalla natura, separali dai borghi antichi, dalle parti belle e culturali, hai capito? Perché così facendo mi abbassi notevolmente la bellezza di questo paese che è Valdobbiadene. Cioè, me l'hai completamente rovinata, cioè, capisci? In questo giro Singano d'Italia abbiamo Marco in testa. Dai bici, sta a fare queste figure qua, siamo in diretta. Oh, ehi, bici! Ma che bello sto parco, guarda con l'entrata ancestrale, ma che figata! Cosa c'è? Istituto Canossiano, che bello! Ce la farò. Strada del Prosecco di qua, Marco, la vedo meno ripida adesso, no? Proviamo un pochino, dai, piano. Sensazionale colpo di scena! Il pilota da Padova perde la catena a pochi chilometri dal traguardo. Con gli attrezzi di fortuna arriverà a sistemare il mezzo, notare la tecnica ed è pronto per ripartire. Notare con che foga, insomma, qua su calma riparte, insomma, ecco, vedi, non è che come il pit stop Ferrari, dopo bisogna partire tutti depressi, con calma, ecco là, tranquilli, non la faccio più. Sono stanco. Ma che simpatica la mini chiesetta, non ce la faccio più, è tutta una salita. Vedi, quando è ripido trovi sempre le madonnette. Marco, sicuro di qua? Marco, no di qua. Ecco perché è strada della morte. Pian signora, te mi pinci via la bicicletta. Via. Oh, ma che bello sto albero, ma che bello il pozzo. Ma che figata. Ah, quando esci dalla morte che tutto appare più bello. Al gatto. Cocaine mi ha superato un'altra volta. Guarda che belle casette, tutto così con i mattoni in faccia vista. Guarda qua anche i muri. Mica un buon gusto. Ma che figa sta osteria. Che bello, antica osteria il Bo. Bon. Marco, vieni con me. La ricognizione dell'ulivo ci è stata gentilmente offerta da Marco Caldogno. No, ma è chiuso. Che peccato, volevo entrare. Ah, che peccato. No. Perché magari c'è un retro come quelli in Ungheria. Buongiorno. Ah. C'è niente. Peccato, che figa che era con tutti i murales sopra. Però è strana, non si riesce a capire se è disabitata oppure no, perché guarda le finestre, è per 9? No, è l'entrata come quella degli alberghi in Ungheria, te le ricordi? Dove abbiamo fraccato dentro Giovanni? Che forte, ma che peccato, guarda gli interni. L'Italia vara dove che te porta Singano e Marco. Su e giù per le vigne e i colli di Valdobbiadene a farsi guardare male dalla gente quando cerchiamo di entrare nelle case disabitate, ma va bene così.
La Marco, quel da Padova Entertainment, comunica che quello lì è il Montello. Guarda qua, le verande, i serramenti, quelli di una volta, anni 70, anni 80, guarda qua. Mi ricorda, la mia vecchia casa, sì, sono là. Guardiamo la chiesetta, sì, Marco ha detto di guardare la chiesetta, ha detto sì, va bene, sì, volentieri andiamo a vedere la chiesetta. Guarda, trattoria di Marianna. Sa da castagne, colori Cristina, alloggio Cristina. E sei una capitalista sta Cristina, è tutto suo qua. Guarda qua Marco, degustazione. Marco non vuole degustare, eh? Ah, che razza di amici che non degustano. Va pian, tipica. Adesso andare che il brutto biscaro. Che Marco vuole scendere. Però io ho detto, boh, già che ci siamo, moriamo da eroi, cioè... Morire così per una monata del giro e manco uno muore e dice cazzo che ha fatto chilometri, era in salita, cioè era su perché che sei morto, no? Tu capivo? Guarda Marco che eventi culturali e mostre. Non so, la messa un po' di borgo, non vuoi che proviamo a continuare un pelino di qua? Continuiamo, però domani sì, non un so po'. come corro più dopo. Ma no, poco, vabbè cazzo, corri come Pantani, va con calma, guarda anche a Baretta, te mi parla allenatore del Rocky. Questi giorni stiamo vedendo tanti elicotteri da guerra, tutti questi presagi che ci fanno capire che forse non ritorneremo più a casa. Marco, qua c'ero stato in moto a no, questa qua, l'osteria alla terrazza che bevi sopra. Sì, e qua attento Italia che bel panorama, hai tutti i vigneti adesso a destra, attento, adesso ci fermiamo. Qua di solito si fermano, guarda che roba, si fermano tutte le moto. Italia, dove vai senza bicicletta? Dove vai? Ma che cazzo figata di posti. Se vuoi venire anche tu qui ragazzo, ricordati. Primo che faticata, secondo su Google Maps ti pinci osteria alla terrazza. Le puntine del mondo, pubblicità gratuita. Oh Italia, non so Marco cosa dirà, ma a 6 km c'è l'osteria senza oste. Dai, infatti andiamo, dai. Dai! 6 chilometri! La facciamo. Ma sì, dai. No, il tempo anche. Ma dai, aspetta. Tra un'ora va giù tutto e io sono messo così, sono tanti 6 km in salita, non sono 6 in discesa. Allora la facciamo, aspetta, no, forse ho sbagliato, fermo. Ma non è tanto salita, vuoi che proviamo o no? O la facciamo domani con gli altri? Sì, se viene qualcuno dai, facciamo così dai. O comunque io e te domani, dai, fatta via. Comunque facciamo domani, sì, non è un problema rifare. Italia, ci siamo riuniti, tutto lo staff, la truppa, anche la signoretta del bar è venuta fuori, tutti a discutere con Careghe, Tavuini, anche i clienti là, infatti, vedi. E niente, lo facciamo domani. No, bando alle ciance, monta su nel drone che mi sono ricordato, fa vedere sì, ho portato il dronello. Monta su. Dall'anteprima sembravano delle riprese fantastiche, ho fatto anche delle foto. Speriamo che anche tu possa vedere quello che abbiamo visto noi nell'anteprima del drone. Boh, adesso Italia basta, te rimetto dentro e via. Via! No, guarda Italia, dopo millenni e millenni ho ritrovato le statuine che una volta avevo fatto la foto, ma sono anche aumentate, non c'erano tutte queste foto. Guarda che roba, guarda che belle! Delle specie di, com'è che si chiamano Marco, quei sassi uno sopra l'altro? Stonehenge, no? Gli Stonehenge può essere. Di Pasqua. Non lo so, c'era sta moda. Ma che c'è anche Napoleone, va che forte. Bellissimissimo. Vedi che Singano ti porta sempre a vedere le cose tipiche. Non a caso esiste un solo bene, il sapere, un solo male, l'ignoranza. Esatto, e il suite, esiste anche il suite. Sì no, ma va, ne hanno fatti te, non c'erano tutti questi una volta, c'era tipo una decina, erano lì in strada, me li ricordo benissimo le foto. Italia, se vuoi arrivarci anche tu in bicicletta, ti scrivi via tra via di Strazzalede e via della Cima, che è dove siamo entrati noi. Vedi quando ti dico che sono favorevole ai murales? Questi sono murales. Gli scarabocchi che lasciate in giro sono caca. Caca.
Eccolo! Oh, baby, understand me.